Care amiche e cari amici, come passa il tempo? Sarebbe proprio bello fermare le lancette dell'orologio della vita, ma questi corrono veloci, come abbiamo visto nel nostro ultimo appuntamento. Importante però che i giorni siano sempre sereni, allietati dalla musica. Sembra ieri che abbiamo incominciato i nostri incontri. Era Natale ed eccoci già a Pasqua. Ebbene, per restare in questo clima di lieta festa, oggi vi voglio parlare proprio della sezione della religiosità del museo, ma anche questa volta inizieremo all'esterno. Del resto, queste belle giornate fanno proprio venire voglia di fare due passi. Ci spostiamo però solo di poco, perché visitiamo la chiesa di San Giorgio di Lombardo, che si trova proprio a pochi metri da. La chiesa proprio in questo periodo compie 100 anni esatti da quando fu costruita dall'ingegnere Puricelli, che era il proprietario della bella villa del 1700 che da lui ha preso il nome. Si trova accanto al bellissimo Viale Alberato. Sapete che è la prima strada asfaltata d'Italia che da Gagliate Lombardo porta appunto alla villa. Piccola chiesa è un capolavoro architettonico con tanti stili diversi molto armonici. Il portico è tipicamente romanico, tipico delle prime chiese, perché i non battezzati non potevano entrare ed era da lì che assistevano alle funzioni religiose. Un elemento importante tipico longobardo è il tiburio, e cioè la struttura ottagonale che maschera la cupola con una lanterna sommitale. Per inciso, vi ricordo che tutti i battisteri e le cupole hanno una base ottagonale, cioè a 8 lati, perché rappresentano l'ottavo giorno, quello della risurrezione. Se entriamo, notiamo subito che l'aspetto cambia completamente e siamo immersi in una mistica atmosfera gotica, con tutte le linee della chiesa che si proiettano verso l'alto. L'altare è bellissimo, è in marmo di Carrara e proviene addirittura dalla Sicilia, dai marchesi Florio, sì, quelli del liquore di Marsala.
Mai avrà di tornare al museo, attraversare le varie sale e portarci ad esaminare, molto velocemente, alcuni dei pezzi che riguardano appunto la religiosità. Nel 1858, nel piccolo comune di Lourdes, in Francia, una bambina quattordicenne analfabeta racconta di aver incontrato per ben 14 volte in una grotta una bella signora che le dice di essere l'Immacolata Concezione. In base alla sua descrizione fu realizzata una statua che venne riprodotta, e lo è tuttora, in milioni e milioni di esemplari. Nel museo è stata realizzata una piccola grotta con all'interno l'immagine della Madonna in base appunto alla descrizione della contadinella. Nella chiesa orientale veniva festeggiata la festa della Natività di Maria. Questo culto ben presto passò anche nella chiesa occidentale, al punto che nel 1500 il Duomo di Milano venne intitolato a Maria Nascente. Nel 1700 una suora francescana, Suor Isabella Chiara, realizzò una piccola statuetta che rappresentava la Madonna in fasce. Il viso era in cera e il corpo era completamente avvolto da fasce di seta. Questo simulacro ebbe varie vicissitudini e attualmente si trova nel Santuario di Milano. Questa statuetta venne riprodotta in tantissimi esemplari, mantenendone però sempre identiche le caratteristiche. Era normale, dai primi del Novecento in poi e fino ancora a una ventina d'anni fa, di donare alle spose una di queste statuette. Il museo ne ha due, una in una teca orizzontale e un'altra più tradizionale nella classica teca a campana. Nella località di Monteberico, vicino a Vicenza, c'è un grande santuario mariano che sorge proprio dove apparve la Madonna nel 1400, durante la grande pestilenza. All'interno del santuario si trova una grande statua della Vergine in marmo policromo e molto caratteristica perché la Madonna accoglie tutta l'umanità per proteggerla sotto il suo mantello. Nel museo vi sono due riproduzioni di questa statua, una molto piccola e una invece di grande formato. Nel 1600 fu donata ai Carmelitani di Praga una statua proveniente dalla Spagna che raffigurava il bambino Gesù riccamente ornato. Il culto di questa statuetta si diffuse ben presto in tutta Europa, ma trovò le sue radici più profonde radicandosi ad Arenzano, in Liguria, presso i Carmelitani di quella città. Il museo ha una bellissima statua che raffigura il cosiddetto bambino di Praga. Come si vede, vi sono sia gli aspetti religiosi che quelli terreni,
infatti il bambino è rappresentato in abiti regali molto ricchi, con lo scettro, la corona, però contemporaneamente è anche benedicente ad indicare la sua divinità. Questa statua di grandi dimensioni è realizzata in gesso ed è dipinta interamente a mano e risale a metà del 1800. Sicuramente avrete sentito parlare di San Giacomo il Maggiore, uno degli apostoli più importanti di Gesù. Migliaia sono i pellegrini che tutti gli anni a piedi vanno a Santiago, che è appunto il nome di San Giacomo in spagnolo, Santiago di Compostela, una città della Galizia, per recarsi in pellegrinaggio alla tomba del santo. Il museo ha una bellissima statuetta in legno di Santiago con i simboli caratteristici dei pellegrini, il bordone, e cioè il lungo bastone al quale si appoggiano, e la calabazza, cioè una zucca che veniva svuotata e serviva come contenitore per poter conservare l'acqua durante il cammino. Cari amici, ci vorrebbero veramente delle ore per illustrare tutti gli oggetti della religiosità del museo, ma purtroppo non abbiamo il tempo. Vi voglio però mostrare ancora una bellissima piastra in argento del 1891 realizzata in occasione del 300° della morte di San Luigi Gonzaga. Vorrei sfogliare con voi questi bellissimi messalini del 1800 arricchiti da delle preziose illustrazioni, o anche questo libro di preghiere ebraico che ovviamente deve essere letto dal fondo e da destra verso sinistra. Vi ricordate le grandi processioni che venivano fatte in occasione del Corpus Domini o di altre solennità? E vi ricordate quando si mettevano fuori dalle finestre e dai balconi i drappi, le coperte più belle? Bene, questo è un ricordo di queste processioni. Bene, cari amiche e cari amici, con questa immagine del Cristo di San Damaso, Cristo trionfante, che dalle tenebre emerge alla luce, io vi auguro una buona Pasqua e francescanamente pace e bene, con un arrivederci al prossimo mese.